Procura di Milano aveva già dichiarato che non vi fossero diciamo estremi per un'indagine che riguardasse Sala. Quindi mi ha stupito questa riapertura, dopodiché evidentemente quel che so io è quel che si legge sui giornali. Sala è stato commissario straordinario dell'Expo ed è indagato dalla Procura Generale di Milano per falso materiale e concorso in falso ideologico. Il procuratore generale intende fare luce sulla retrotrattazione del cambio di uno dei commissari di gara, sul prezzo al ribasso assegnato alla ditta Mantovani di oltre il 41% ed infine sull'affidamento diretto alla Mantovani della fornitura di 6.000 alberi per un importo di 4,3 milioni di euro, quando all'impresa ne costarono solo 1,6 milioni. Ma c'è un punto che io chiederei a Sala se ce l'avessi di fronte. Come mai non ti sei accorto che hai pagato 3 milioni di euro in più 600 alberi? Cioè costavano 1,6 milioni, tu li hai pagati 4,5 a trattativa privata e non li hai comprati da un vivaio, ma li hai comprati da un'impresa di costruzioni. Hai detto che era per fare in fretta, li compri nel 2013 e li pianti nel 2014. Indagato, eccetera, lei eccetera. perché ha speso 3 milioni di euro in più? I risultati di Expo, sia economico-finanziari, considerato che il Ministero dell'Economia è sconosciuti i risultati di Expo. È l'azionista. Non ci hanno purtroppo fatto vedere i conti di Expo. Una volta. Sono assolutamente in linea con tutte quelle che sono le norme vigenti. Dall'altra parte, in termini di risultato dell'operazione Expo, l'Italia ne ha avuto solo benefici. Oggi Beppe Sala fa il sindaco, lo sta facendo peraltro molto bene, a differenza di qualcun altro qui a Roma, visto che qualcuno vuole equiparare le due questioni. A parte che c'è una differenza, a Roma c'è una sindaca che per ora, almeno a me risulta, non so se lei abbia altre notizie, non è indagata, ma si chiedono le dimissioni, mentre a Milano c'è un sindaco che è indagato, ma invece deve rimanere, ma è giusto che rimanga, visto che le indagini non sono una sentenza, però c'è qualche cosa di anomalo in tutta sta faccenda? C'era un tappo su tante vicende, adesso prima ci citavate Firenze. C'era un tappo? È saltato il tappo? Non lo so. Sì. Che 5 persone risultano indagate nell'ambito di un'inchiesta a Firenze per un appalto sulla valorizzazione dell'ippodromo. Ora, fra queste c'è anche Simone Tani, dirigente del comune, ex assessore della Giunta Renzi, attualmente uno dei consulenti del CIPE a Palazzo Chigi. Quindi sembra proprio che le procure si fossero congelate, giusto o sbagliato, si erano congelate in attesa del referendum. Ma appena arriva il risultato riparte la Terza Repubblica. Belpietro, che cosa pensi di quello che è successo a Milano e della vicenda Sala? In fondo la De Micheli dice è stato onesto, si è messo lui in gioco e poi ha detto sono innocente. Ma innanzitutto Sala non se n'è mai andato. È stata una sceneggiata, diciamoci la verità, anche perché un sindaco non si può autosospendere, o si dimette o non si dimette, e Sala non si è dimesso. Si è preso una pausa di riflessione, poteva annunciare la pausa di riflessione senza annunciare una cosa che dal punto di vista giuridico non ha alcun fondamento. Non esiste alcun fondamento, era una sceneggiata fatta soltanto per i giornali, che ovviamente ci hanno creduto. Detto questo, però vorrei mettere a posto due cose. Prima faccenda, Peter diceva un magistrato se n'è andato, no, è stato allontanato. Un magistrato su queste vicende, c'è stata una guerra nella procura di Milano, Alfredo Robledo è stato mandato via da Milano, dopo era l'aggiunto della procura, aveva le indagini sull'Expo, era il titolare di altre indagini, c'è stato uno scontro ai vertici della procura, sostenuto anche da Napolitano, il capo della procura. Alla fine Robledo ha perso ed è stato allontanato. Dopodiché la procura chiede l'archiviazione per Sala, per Beppe Sala, ma il GIP la nega. Perché questo è il dato. C'è un giudice che evidentemente ritiene che non ci siano gli elementi per archiviare e segnala la cosa alla Procura Generale. A questo punto la Procura Generale avoca a sé quell'indagine e decide di aprire l'indagine. Allora vi dico, e se fosse successa questa cosa un anno fa, a ottobre, cosa sarebbe accaduto? Cioè se anziché chiedere l'archiviazione, avrebbe avuto un peso sulla politica? Mi perdoni, certo che avrebbe avuto un peso sulla politica, perché sulla campagna elettorale di Milano sarebbe successo qualche cosa. Ci sarebbe stato un candidato del Partito Democratico indagato
Perché rimane indagato Beppe Sala, non è che dopo Pietro, aver fatto la sceneggiata mi faccio finire, se no non riesco a spiegare. Giusto, ha ragione. Sala rimane indagato, ragione. anche adesso che ritorna a Palazzo Marino riprendendosi la poltrona, che non aveva mai abbandonato. Però che cosa sarebbe accaduto se Sala fosse stato indagato prima? Molto probabilmente le elezioni sarebbero andate in maniera diversa, ma cosa sarebbe accaduto dal punto di vista nazionale? Renzi avrebbe perso tutte le principali città, Torino, Roma, Napoli, Milano. E come sarebbe andata la storia di questo paese?